In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 15 maggio 2026. Lo Statuto siciliano ha 80 anni, identità e rinnovamento. Il 15 maggio del 1946 veniva promulgato da Umberto II lo Statuto speciale della Regione siciliana, che 2 anni dopo diventava legge costituzionale. Lo Statuto è prima di tutto il riconoscimento della nostra identità di siciliani e della nostra storia e il nostro compito principale è quello di attuarlo. Solo partendo da questo assunto possiamo proporci, adesso che ha 80 anni, di aggiornarlo e renderlo adeguato al mondo di oggi, da siciliani, italiani ed europei. La follia della sinistra siciliana blocca 1000 assunzioni. Al solo scopo di impedire al governo di svolgere i propri compiti, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno imposto all'ARS, sotto la minaccia di voto segreto, il blocco delle assunzioni per l'intera legislatura, cioè per circa 1 anno e mezzo. Hanno bloccato così circa 1000 posti di lavoro, molti dei quali determinano anche il blocco di servizi essenziali. Basti pensare ai soccorritori delle ambulanze del 118 o agli autisti dell'AST. Schifani sottovaluta, ma la crisi è grave. A fronte della gravissima crisi al Parlamento regionale di 2 giorni fa, il presidente Schifani sembra avere scelto un approccio minimalista. Niente di grave, dice, ci sono le amministrative e i deputati hanno la testa altrove. Dopo il voto daremo una registrata. Abbiamo stima del presidente Schifani e continuiamo a ripetere che il suo governo ha conseguito in questi anni risultati eccellenti in economia, risanamento e occupazione, ma crediamo che sottovalutare la situazione non porterà davvero nulla di buono. Il racket va alla guerra a Isola e Capaci. Il racket delle estorsioni lancia i propri messaggi agli imprenditori del litorale tra Capaci e Isola delle Femmine. Almeno 7 lidi balneari, ma potrebbero essere di più, hanno ricevuto una pesante intimidazione con allegata richiesta di pizzo. Davanti agli ingressi è stata posizionata una bottiglietta contenente benzina con sopra incollato un foglio con la scritta Euro 5000, modalità simili a quelle usate nella vicina Sferracavallo. Ormai ci troviamo di fronte a una guerra e come tale va combattuta da parte dello Stato. Aumentano le bandiere blu, ma è ancora troppo poco. Alle 14 bandiere blu della Sicilia nel 2025 se ne aggiungono quest'anno altre 2, Lipari e Ispica. Le 16 bandiere sono tutte nelle province di Messina, Ragusa e Agrigento. I comuni sono Aliterme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furcisiculo, Santa Teresa Riva, Letoianni, Taormina, Tusa, Lipari, Messina, Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, Ragusa e Menfi. Malgrado la maggiore estensione delle coste siamo indietro rispetto alle 35 bandiere della Liguria e alle 27 della Puglia, anche a causa della mancanza di servizi adeguati. Al via la campagna antincendio. Prende il via da oggi la campagna antincendio della regione siciliana che andrà avanti fino al 31 ottobre. Nel trimestre giugno-luglio-agosto, in cui si prevedono picchi di calore molto elevati, gli operai forestali saranno impegnati per un numero di giornate lavorative superiore rispetto agli anni precedenti. Da 151 giorni lavorativi si passa a 174 e per i cosiddetti centunisti le giornate passano a 124. Immessi nuovi 46 agenti del Corpo Forestale ed entro la fine dell'anno saranno formate ulteriori 188 unità. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana.